Signor Sindaco, ci vuol dire cosa è emerso da quel famoso conclave? Ma niente, non è un conclave, ma il Vescovo ha convocato i sindaci e i parroci della Forania di Rosazzo, che fanno parte Corno, Manzano, San Giovanni, Butro e Pradamano, ha avuto un incontro per capire quali sono le problematiche sul territorio di ogni comune. E qui è emerso che nei comuni ci sono delle difficoltà nell'accoglienza di questa povera gente, neanche noi li chiamo profughi, povera gente che sta arrivando qui allo sbando, li facciamo entrare nel nostro paese allo sbando. E qui è emerso che nell'ambito socioassistenziale del Cividalese 17 comuni dovrebbero ospitarne 58. Io ho comunicato agli altri sindaci, ai parroci e anche al Vescovo che il comune di Corno non ha a disposizione delle strutture per ospitare, ripeto, questa povera gente, e che di conseguenza è un problema. E poi ho sottolineato anche al Vescovo, ai parroci e agli altri sindaci che abbiamo problemi anche di quegli extracomunitari che sono già da tanti anni residenti a Corno di Rosazzo, che hanno lavorato sul nostro territorio, che purtroppo oggi sono senza lavoro e che noi dobbiamo comunque vedere di questa gente e sostenerli. Ci sono sempre più richieste, arrivano all'assistente sociale del mio comune, arrivano sempre più richieste di poter dare una mano a questa povera gente. Prima gli italiani, compresi anche gli stranieri contribuenti, e poi gli altri? Ritengo che sia più corretto vedere prima di queste persone, vedere prima degli italiani che sono rimasti senza lavoro e non hanno i soldi per fare la spesa, perché capita, i sindaci sanno, capita anche questo, e poi nell'eventualità che abbiamo fondi, abbiamo la possibilità di ospitare anche nuovi arrivi, perché no? Ripeto, è povera gente, però mi è sorto un dubbio su queste persone. Io quando vedo mamme che hanno appena partorito con bambini piccoli di 1 mese, 2, oppure anche donne incinte all'8º, 9º mese, oppure perché partoriscono anche nel tragitto, mi sembra strano che queste persone affrontino un viaggio del genere per arrivare in Italia, per arrivare nei nostri paesi. Io credo che, ma questo lo sanno i nostri politici a livello nazionale, che ci sia sotto di qualcos'altro di più grave per chi fa arrivare questa gente. Se domani mattina il prefetto la chiama d'urgenza e le impone di ospitare profughi nel suo comune, lei accetta? E rispondo di no, perché non ha le strutture adatte per ospitare nessuno.